Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, leggevo questo rapporto, i dati di questo rapporto sulla percezione, no, che i cittadini hanno della criminalità organizzata. E per questo ho chiesto, e grazie per la disponibilità, al responsabile regionale di Libera, Don Ennio Stamile, di essere qui con me. Allora, Don Ennio Stamile, intanto questo è un approccio conoscitivo, no? Delle situazioni in cui poi Libera dovrà andare ad incidere culturalmente, perché poi è un'istantanea di questa percezione che i cittadini hanno, no? Certo. Della criminalità. Emergono dei dati che sono, come dire, posso dire preoccupanti? Per un verso sì, per altro forse no, almeno in Calabria. Che cosa emerge? Cosa vi ha colpito di più da questa... Ma intanto vorrei sottolineare il dato simbolico di questa indagine. È un'indagine che consente di comprendere ancora di più, ancora meglio, che cos'è Libera. Un'associazione attenta al territorio, che si pone in ascolto del territorio. Libera fa questo da anni, non solo al suo interno, sul territorio, ma anche, diciamo così, si pone in ascolto del territorio, di tutte quelle realtà che lo compongono, associative, istituzionali, lavorative e quanto altro, soprattutto dei giovani. Quindi questo è il primo dato. Il secondo dato vorrei sottolinearlo previamente, anche perché lo ritengo importante: questa ricerca non è semplicemente votata a creare una sorta di discussione scientifica, analitica o quanto altro. E invece si tasta al polso, però, esatto. La percezione, si respira, insomma. Sì, invece è un qualcosa che vogliamo consegnare non solo al nostro interno, ma anche alle altre realtà, per sederci attorno a un tavolo e, a partire da questi dati, cercare di capire cosa ci resta ancora da fare, quel tanto che ci resta ancora da fare. Beh, io leggo qui per esempio che il campione calabrese pensa che l''ndrangheta sia un fenomeno preoccupante, socialmente pericoloso. Sì. Il 76,4% dice sì, effettivamente è così, e in Calabria, e il 38% a livello nazionale. Il 38% a livello nazionale? Il 38% nazionale mi intriga, nel senso che mi fa capire effettivamente che comincia, la gente che abita in altre regioni del paese comincia purtroppo, ai noi, a familiarizzare anche con questo. Sì, in effetti è vero. Questi dati dimostrano che è stato fatto un lavoro notevole, no? Di conoscenza dei fenomeni mafiosi in generale, perché quel 76% la dice lunga, no? Rispetto al fatto che le mafie non siano più un fatto locale o localizzato, sì, ma un fatto globale. Quello che invece è un dato preoccupante è che ancora il 38% degli italiani non lo ritiene pericoloso a livello sociale. Però già il 38%, come dire, già in qualche modo, no, ha cominciato a drizzare le antenne. Sicuramente sì. E invece un altro dato che mi preoccupa molto è quello che viene fuori dai ragazzi al di sotto dei 18 anni. Sì. Che non, come dire, non percepiscono la pericolosità di questi gruppi. Sì, sicuramente sì, qui sta il nostro lavoro, perché evidentemente quello che facciamo con le scuole deve essere incrementato ancora di più, perché ovviamente qui la scuola ha un ruolo fondamentale immediatamente dopo la famiglia. Io vorrei sottolinearlo questo, perché la famiglia ha un ruolo centrale, un ruolo educativo, accompagna i propri figli soprattutto ad aprire il cuore e la mente su quelle problematiche che poi quotidianamente si vivono. Ma oggi non so se però sia le vecchie agenzie educative, no? La famiglia, la scuola, possano incidere in maniera determinante sulla formazione dei giovani. Io credo che bisogna come dire, intervenire anche attraverso i canali dei nuovi strumenti di comunicazione. Sicuramente sì, quindi i social, internet è sicuramente giocano un ruolo fondamentale, sicuramente, anche se c'è una pericolosità
che si può insinuare, le tante opinioni che circolano sui social riguardo questi fenomeni che necessitano molto approfondimento, necessitano puntualità di analisi e soprattutto anche contenuti, perché non ci si può improvvisare quando si parla soprattutto della pericolosità delle mafie, soprattutto della presenza e della pervasività della mafia, in modo particolare dell''ndrangheta. Purtroppo ancora molte opinioni a tal proposito circolano, insomma, soprattutto sui social, quindi è lì che bisogna starci e stare con diciamo così, le dovute competenze. Andare per a intercettare lì i ragazzi, bravissimo, parlare esatto. lì ai ragazzi. Esatto. Perché se aspettiamo ancora di utilizzare i vecchi canali, no? Io penso, non so, all'Azione Cattolica, che pure ha svolto un lavoro straordinario negli anni scorsi, ma oggi non credo che tutti i giovani abbiano la stessa volontà di frequentare questo luogo formativo. Si va sempre più assottigliando. Si va assottigliando, anche se ancora c'è una presenza. Sicuramente c'è, però notevole. quelli che non si rivolgono a queste agenzie educative, che non frequentano, che non socializzano in questi luoghi, che fanno, dove vanno, come comunicano, come si organizzano, come trascorrono le loro ore libere dallo studio. Questa è la sfida vera che dobbiamo... Sicuramente, no? Sì, bisogna stare sui social e stare, appunto, come dicevo poc'anzi, con la dovuta attenzione e anche competenza, costanza soprattutto. Questo lo si fa perché, per esempio, Libera, a livello sia nazionale che anche regionale, abbiamo la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram, con la quale cerchiamo di comunicare quanto più possibile. Semmai approfitto della circostanza per fare un appello anche ai ragazzi, cercate di mettervi in contatto, collegarvi con questi canali che ci sono e sono a vostra disposizione, attraverso i quali davvero si possono ottenere quelle giuste informazioni che riguardano questo ambiente così complesso e delicato che sono le mafie. Ci sono alcuni elementi che emergono da questa indagine che sono strettamente legati, connessi alla diffusione delle notizie cosiddette di nera, no? Noi gli addetti ai lavori chiamano cronaca nera, e balza agli occhi il fatto che il 63% delle persone intervistate attenzione al fenomeno della droga, quindi il traffico della droga, il ritrovamento di quantitativi sempre più grandi da parte delle forze dell'ordine, cioè, quindi colpisce l'immaginario collettivo questo? Sicuramente sì, infatti tutti i mezzi di informazione su questo hanno un grande merito, quello appunto di rendere edotte le persone sulla gravità soprattutto del traffico della droga che riveste un ruolo permanente rispetto a poi a quella, diciamo così, a tutti quegli introiti che l''ndrangheta riesce ad accumulare. La droga ancora è al primo posto. E poi ci sono i racket, c'è l'usura, c'è l'estorsione, c'è praticamente il traffico delle armi, quindi diciamo che c'è un'ampia diffusione a tal proposito da parte dei mezzi di comunicazione, per cui credo che sia importante. Quello che passa attraverso i canali tradizionali dell'informazione viene immediatamente percepito, lascia un segno, sì, nell'immaginario collettivo. Questo è importantissimo da sottolineare, come il fatto che i giornali ancora non rappresentano un punto di riferimento, insomma anche le TV, molto molto importante. Forse più la TV che sposa un po' quel concetto di istantaneo, no? Sì. Che appartiene proprio ai nuovi sicuramente media. Sicuramente sì, forse più la TV. Ma devo dire l'immediatezza dire che anche i libri ultimamente, in questi ultimi anni, stanno dando il loro grosso contributo. C'è una bella produzione di libri che incidono proprio nella cultura, che vanno nella direzione di rafforzare la cultura dell'antimafia. Assolutamente sì, soprattutto libri che raccontano poi nel dettaglio storie vissute e quindi riescono a far percepire direttamente ciò che comporta, ecco, la criminalità organizzata, quali sofferenze produce, cosa comporta anche nei confronti di chi ha fatto parte di questa realtà. Mi riferisco a tutti quei libri che raccontano anche delle testimonianze dei pentiti, no?
che raccontano le loro storie, tra virgolette, di conversione, anche se non è corretto parlare di conversione, ma sono libri molto molto importanti, così come noi riteniamo assai importante la testimonianza dei familiari delle vittime innocenti. Nelle scuole ci avviamo verso il 21 marzo, quest'anno la giornata regionale sarà celebrata a Catanzaro, per cui ecco già voglio lanciare questa giornata così importante da questo spazio che mi concedete per focalizzare l'attenzione su questo grande giorno importante dove tutti siamo chiamati a stare a fianco ai familiari delle vittime innocenti e a far nostro il loro grido di verità e di giustizia. Senta, che numeri ha fatto registrare la domanda relativa ai rapporti tra mafia e politica? Ecco, questo è un dato importante, intanto perché insomma, la maggior parte degli intervistati ritiene che insomma, ci sia un profondo legame un profondo intreccio tra mafia e politica, ma anche direi soprattutto tra corruzione e politica, perché l'indagine ha volto il suo interesse anche sul fenomeno della corruzione, perché da anni Don Luigi Ciotti ritiene giustamente che la corruzione è l'incubatrice delle mafie. E noi purtroppo dobbiamo riconoscere che in Italia da oltre 30 anni parliamo di legalità, parliamo di progetti di legalità, ma contestualmente dobbiamo registrare che il fenomeno della corruzione aumenta sempre di più a dismisura, quindi questo è un dato contrastante. Cioè sulla corruzione risponde il 93% esatto. dei calabresi, nel senso che evidentemente la vive, la sente. Sì, no? sì, la vive, la sente. La vede materializzarsi, la vede con le materializzarsi. inchieste che portano alla luce. A fronte del 73,4% del dato nazionale, ma è il dato che più, diciamo così, fa riflettere, fa pensare che quasi la metà dei rispondenti calabresi dichiara di conoscere personalmente o di aver conosciuto in maniera diretta o indiretta in passato o nel presente un esponente della criminalità. No, persone corrotte. Corrotte, sì. Corrotte, quindi questo è un dato davvero significativo, no? Molto importante, che ci deve far riflettere, non solo ci deve far riflettere, ma ci fa capire ulteriormente come occorre finalizzare tutte le nostre energie, le nostre risorse sulla educazione della coscienza, delle coscienze insomma, dei cittadini e anche fare qualcosa in più per poter stimolare riflessione in quegli ambiti della burocrazia, non della politica in generale, perché purtroppo l'errore che si fa spesso è quello di vedere la corruzione come un fenomeno che proviene dall'alto, quindi dalla politica in senso generale, invece è un fenomeno assai diffuso, per cui occorre fare ogni sforzo per poter educare le coscienze in tal senso e in modo particolare mirato a quelle realtà di burocrazia, di pubblici uffici, di impiegati pubblici. Io lo vedo anche nel mio lavoro, per esempio, quando noi ospitiamo all'interno del giornale notizie che vanno in questa direzione, c'è una grandissima attenzione. Certo. C'è un ritorno proprio d'ascolto notevole, cosa diversa invece ai noi purtroppo dell'omicidio, no? Lì si consuma un atto, è già come dire, acclarato, il fatto è accaduto, quindi è chiaro, è sotto gli occhi di tutti. La corruzione è sempre, le notizie che riguardano la corruzione è sempre una sorta di divenire continuo, no? Tu aggiungi sempre nuove cose, metti sempre nuovi particolari, scavi sempre e trovi altro e questo è come un fortissimo attrattore d'ascolto. Sicuramente sì. Il dato interessante che diciamo così viene fuori proprio da questa ricerca, che è una ricerca particolare, come dicevo all'inizio, è una ricercazione, una ricerca in movimento, sono oltre 200 le piazze e i luoghi dove noi presenteremo questi dati in Italia, quindi è davvero in movimento in tutti i sensi. È interessante poi vedere come rispondono coloro i quali partecipano a queste iniziative di illustrazione del lavoro. Sicuramente sì. Quello è un altro aspetto molto affascinante, tant'è che noi qui in Calabria inizieremo il 18 e inizieremo all'Imbadi, su un luogo bene confiscato, insomma, al clan Mancuso. Voglio ricordare che l'ultimo bando
che vedeva appunto l'assegnazione di questi beni confiscati, 4 immobili è andato deserto. Noi vogliamo iniziare proprio lì da questa villa che era stata già allestita per l'istituzione della cosiddetta Università dell''Ndrangheta, insomma, per dare un messaggio diretto e concreto, insomma, del valore simbolico che hanno i beni confiscati. Questo è un ulteriore aspetto interessante. L'altro aspetto interessante anche sono le proposte che gli intervistati hanno dato in ordine per esempio al fenomeno della corruzione. Ecco, cosa ritiene che sia più importante? In molti, la maggior parte, hanno risposto alla denuncia. E questo è un dato un po' contrastante, perché poi quando si tratta di denunciare effettivamente i fenomeni non solo corruttivi ma anche mafiosi, in molti dicono ho paura e non denuncio, quindi da una parte si ritiene che la denuncia sia importante, dall'altra demandano sempre agli altri. Demandano sempre agli altri, quindi credo che sia questo un dato contrastante. È un ulteriore spazio dove appunto attenzionare il nostro impegno, perché anche qui insomma c'è molto lavoro da fare. Questi dati comunque traducono, credo, un aspetto importante che non va sottolineato, cioè tutti gli sforzi che Libera in questi anni sta facendo in ordine per esempio ai beni confiscati. Beh, in Calabria la maggior parte degli intervistati hanno contezza del valore dei beni confiscati, di come questi possano davvero essere tradotti poi civilmente per essere utilizzati dal pubblico in quei servizi sociali. Però qui siamo decisamente in ritardo da questo punto di vista. Perché non si capisce bene chi deve gestire questi beni confiscati. Beh, purtroppo diciamo che la politica non ha mai attenzionato così come si converrebbe, come si conviene i beni confiscati, non ha potenziato l'agenzia dei beni confiscati, non ha fatto di tutto per, diciamo così, abbreviare anche quell'iter burocratico amministrativo. Questi passaggi poi in effetti inutili, ci sono tanti giovani che per esempio vogliono mettere insieme delle cooperative, ci sono questi beni, diamoli a loro, facciamo in modo che diventino, come dire, elemento di crescita della comunità, perché se no li tieni lì, poi si deteriorano col passare del tempo, alcuni sono inutilizzabili. No? Non solo ai giovani, questa è la prima cosa, ma anche agli imprenditori che denunciano, per esempio, a quelli che vengono distrutti i negozi o le attività. Ne abbiamo un bel po' in Calabria. Certo, sì. Un bel po'. Sì. Voi come state vicino a questa gente? Cosa potete fare? Noi possiamo fare rispetto, diciamo così, alle pratiche burocratiche che voi non avete fondi a disposizione. Certamente no, però abbiamo le persone che volontariamente fanno parte di Libera e che sono votate a questo servizio di accompagnamento, no? Per istruire tutte le pratiche burocratiche che poi debbono essere messe in campo ed accese per poter ottenere i finanziamenti. Questo è già un dato, un primo aspetto. E l'altro è l'aspetto della vicinanza, dello stare accanto, di non isolare queste persone. Perché questo poi è il rischio. Il rischio grave che purtroppo in Calabria sovente accade, e non solo da parte delle, diciamo così, delle realtà locali, ma anche addirittura delle amministrazioni, no? Comunali, che invece di premiare gli imprenditori che denunciano addirittura creano ostacoli. Creano ostacoli e addirittura li isolano ancora di più. Questo è davvero un controsenso. Insomma. E c'è una casistica interessante da questo punto di vista, perché alcuni ne abbiamo parlato in questi anni anche con vari imprenditori che poi hanno denunciato, però hanno poi sempre lamentato il fatto, ma lo Stato ci ha lasciati da soli. Sì, come facciamo ad andare avanti? Io lo ricordo spesso, per la verità uno dei tanti casi che mi è capitato. Sono stato raggiunto da una telefonata al procuratore aggiunto di Reggio Calabria, che mi chiedeva la cortesia di poter raggiungere un imprenditore di Reggio che da 11 anni viveva sotto scorta e che nessuno conosceva, quindi manteneva comunque un profilo basso. Dopo aver ascoltato per circa 3 ore ho capito alcuni elementi che ancora mi mancavano rispetto proprio all'isolamento di questi imprenditori. Lui mi diceva, ma le grandi opere che sono state fatte in Calabria, soprattutto i tratti autostradali che da Catanzaro vanno verso Reggio, eccetera, eccetera, insomma dalla Mezza verso Reggio.
Ecco, molti di questi lavori sono stati appannaggio di grandi ditte del nord, le quali poi hanno subappaltato a ditte vicine ad ambienti indranghetisti, nonostante le white list e quanto altro. Per cui ecco l'isolamento, ecco lo Stato che a livello periferico purtroppo lascia soli. Sì, perché poi anche la comunità poi in qualche modo, no, per paura di ritorsioni, che fa? Comincia a starti lontano, cioè la morte sociale. La morte sociale, questo è terribile, no? Ecco, su questo fronte ancora c'è tanto lavoro da fare per stimolare quella giusta, diciamo così, reazione da parte dei cittadini. Perché molte volte l'afflato, la vicinanza finisce nel momento in cui c'è un'iniziativa pubblica, tutti d'accordo, applausi, complimenti, sei stato bravo, hai coraggio, sei un uomo straordinario, siamo tutti con te, si spengono le luci del palcoscenico e poi ti trovi da solo, perché quelli che ti hanno applaudito poi si guardano bene nelle piccole realtà, dallo starti vicino, esatto, no? Dall'affiancarti, perché la cosa poi è viverle sulla propria pelle queste situazioni. Esatto, io ricordo spesso a tal proposito un passaggio che mi è rimasto impresso della seconda enciclica sociale di Giovanni Paolo II, la Sollicitudo Rei Socialis, no? Al numero 38 Giovanni Paolo II scriveva che la solidarietà, che spesso si esprime in questi casi, solidarietà e quanto altro, non è un pio intenerimento per i mali vicini e lontani dalle persone, ma la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune, ferma e perseverante, quindi la solidarietà non può essere una telefonata, un messaggio, un articolo, ma deve essere qualcosa di molto più coinvolgente. Quotidiano. E perseverante. Su due livelli secondo me si deve continuare ad agire, si deve rafforzare l'azione. Una sul piano culturale, perché se incidi lì smonti, come dire, si sgretola questo mondo fatto di violenza, di sopraffazione, di tentativi messi in campo per condizionare qualsiasi tipo di attività all'interno di una comunità. Esatto. E l'altro è la certezza della pena, perché esatto, qui bisogna anche essere chiari, la certezza della pena. Se io denuncio i miei estortori poi vengono arrestati, io rischio dopo una settimana di trovarmeli davanti, perché poi di questo si parla, di questo bisogna parlare, no? Certo. E quindi che faccio? Dico, allora, ho sbagliato a denunciare? Beh, devo dire la verità che in molti se la pongono questa domanda, se ho sbagliato o meno a denunciare. E devo dire che in molti addirittura, in tanti, sono pentiti di averlo fatto, perché appunto non solo c'è isolamento, ma c'è anche purtroppo incertezza della pena. Però ci sono, devo dire, anche un buon numero di persone che coraggiosamente ritengono di aver fatto la scelta giusta. È sempre la scelta giusta, è sempre la scelta giusta. Infatti questo sempre la scelta giusta questa. Però ci vuole più attenzione verso chi denuncia, esatto, no? Creare quella cortina di protezione sociale che è indispensabile. È sempre la scelta giusta e noi cerchiamo di incoraggiare le persone a fare questa scelta e a stare loro accanto e soprattutto, ecco, sollecitiamo anche le comunità e le istituzioni locali a fare altrettanto. Questo credo che sia la cosa più importante, insomma, no? Fermo restando che qualcosa vada cambiato a proposito della certezza della pena, perché è chiaro che alcune garanzie lo Stato deve assicurarle. Assolutamente, sì. Anche se devo riconoscere che grossi passi in avanti sono stati fatti in tal senso, per cui adesso non si può trovare la solita scusante della paura perché si ritiene di essere poco protetti e quanto altro, perché le forze dell'ordine stanno facendo davvero un lavoro eccezionale, nonostante a volte anche i limiti del personale, tante volte qui l'abbiamo detto in trasmissione, con i quali si trovano a che fare, però stanno facendo dei grossi passi in avanti in tal senso. Assolutamente, adesso abbiamo mezzi e strumenti che possono... Quindi la scusa della scusante della paura adesso non può essere più invocata, insomma, no? Ma voglio chiedere questo, ma chi si rivolge oggi a Libera?
Beh, si rivolgono innanzitutto gli imprenditori, questo mondo imprenditoriale che insomma ha a che fare con il racket, con l'usura, perché in Calabria questo fenomeno L'usura rimane davvero, ancora una delle piaghe più... purtroppo sì, purtroppo sì. Devo dire non tanto per i proventi che essa produce l''ndrangheta, insomma, no? Perché rispetto a quelli della droga sono ridicoli, chiaramente, ma l'usura viene ancora praticata per quella sorta di signoria territoriale anche, no? Che purtroppo l''ndrangheta insomma tiene a mantenere salda in determinati territori. Poi, no? Esatto, esatto. Un certo approccio. Esatto, così come d'altronde anche il racket, no? Quest'altro fenomeno che per esempio nel Reggino è diffusissimo, basti pensare agli ultimi mesi che hanno fatto registrare attentati uno dietro l'altro. Ricordo la panetteria per esempio, ricordo poi la forza dell'imprenditrice che ha ricostruito e ripartita, Sì. Ecco, è quella gente che ha partecipato il giorno della riapertura, ecco, quella gente vorrei rivederla sempre, vorrei rivedere sempre queste scene, sempre questa partecipazione, questa condivisione, no? Certo. E poi si rivolgono, ecco, soprattutto le mamme per le situazioni gravissime, davvero che provocano tante sofferenze, e mi rivolgo ai casi di Lupara Bianca. Ci sono quelle mamme davvero che non riescono chiaramente, come d'altronde anche naturale che sia, ad arrendersi rispetto alla perdita del proprio figlio. E anche quando si ha consapevolezza che dalle intercettazioni, dei vari processi, emerge che comunque quel determinato giovane purtroppo è stato ucciso, ecco, queste mamme ci chiedono con forza: aiutateci a trovare mio figlio. Questi ragazzi che scompaiono nel nulla. Questo davvero è un fenomeno che ti spezza il cuore, ti spezza l'anima, insomma, perché dinanzi alla sofferenza di una mamma davvero non solo non si trovano quelle parole a volte anche giuste per poter stare accanto, ma per poter garantire anche questa possibilità di andare a portare un fiore sulla tomba del proprio figlio. Questo è un fenomeno però che si registra, almeno la casistica ce lo dice, specie nell'area del Vibonese. Esatto. L'area del Vibonese è un territorio in cui episodi di questo genere si ripetono con una certa frequenza. Purtroppo sì. E non può essere casuale, però c'è No, qualcosa che non sì, funziona. assolutamente no. Mandiamo la pubblicità, poi me lo racconta questo. Sì. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in diretta. Allora, stiamo parlando di questo fenomeno che coinvolge per esempio il Vibonese, no? Spariscono ogni tanto questi ragazzi. Sì, purtroppo devo riconoscere che la provincia di Vibo è una delle più disastrate, anzi forse la più disastrata della Calabria. Ma perché? Voi come Libero ve lo siete chiesti? Perché? Come Libera ve lo siete chiesti? Guardi, io sono da 6 mesi che sto girando con assiduità dopo aver fatto la stessa cosa per circa 2 anni nella provincia di Reggio, quindi l'ho girata davvero tutta. Adesso mi sto occupando più del Vibonese per una serie di ragioni. E devo riconoscere che c'è innanzitutto un retaggio culturale particolare nel Vibonese. Questa egemonia dai Mancuso, che ha 27 endrine, insomma, satellite in tutto il territorio, è molto particolare, anche se nasce in anni particolarissimi per la storia dell''ndrangheta, perché non è una''ndrangheta storica come quella del Reggino, quella del Vibonese, nasce agli inizi degli anni 70 con la costruzione del porto di Gioia, quando alcune cosche molto più, diciamo così, famose, no? Chiedono appunto ai Mancuso le cave per poter ricavare appunto i massi, le pietre, per costruire appunto il porto di Gioia Tauro. E da lì in poi che Mancuso mano a mano, gradualmente, acquistano, diciamo così, potere anche territoriale, gli viene riconosciuto un potere territoriale, parliamo di cosche come i Piromalli, i Molè e quanto altro, quindi
Da quegli anni in poi Mancuso, ecco, ricevono un'importanza che nel corso degli anni è andata crescendo, perché è andata crescendo in modo esponenziale, ecco, la loro capacità economica di fare soldi, insomma, no? Per cui tutto questo si è manifestato in un territorio profondamente segnato da una cultura che non è stata in grado di reagire, di contrastare questo fenomeno che si è radicato e si è diffuso immediatamente. È una 'ndrangheta particolarmente cruenta quella del Vibonese, molto cruenta, che insomma addirittura riesce a fare a pezzi anche i ragazzi e a seppellirli chissà dove, davvero a fare a pezzi, poi per questioni anche diciamo così futili, per futili motivi, insomma, le solite questioni di gelosie, insomma, di donne e quanto altro. Ha fatto prima l'area del Reggino, si è fatto tutta una provincia di Reggio, e lì diciamo c'è una consolidata presenza. Certo. Che non si può nascondere questo, c'è una consolidata presenza che fa sentire i suoi effetti sul territorio, no? Sì, sicuramente sì, però devo dire che insomma nella provincia di Reggio, soprattutto negli anni in cui è stato procuratore Cafiero De Rao, sono stati raggiunti dei risultati eccezionali. Ma mai lo Stato, come in quest'ultimo periodo, devo dire di no. Come dire, con decisione persegue gli obiettivi? No. Ecco, in alcuni anni nel Vibonese è mancato proprio la presenza dello Stato, questo dobbiamo riconoscerlo, tant'è che fino a qualche anno fa si sono fatti registrare gravi fatti di collusione, insomma, a livello istituzionale, in tutti gli ambiti, insomma, delle istituzioni pubbliche, senza esclusione di alcun campo, insomma, quindi questo ha inciso ancora di più a creare questa sorta di sfiducia nelle istituzioni. Nelle chiaro, istituzioni, no? Terribile. Adesso ci stiamo riprendendo, però il problema poi rimane, perché per esempio in questo momento a Vibo c'è un grande prefetto. C'è un grande prefetto che insomma ha una storia particolarissima. Che conosce la città, perché ha fatto il capo della squadra mobile, quindi conosce bene la città, conosce bene il territorio, quindi sa come muoversi. Sa come muoversi, poi ecco, è un prefetto che sa stare accanto alle persone, sa stare accanto alle realtà associative, sa stare accanto alle scuole, quindi sa tradurre in maniera diretta la vicinanza dello Stato, e di questo c'è bisogno, soprattutto nel Vibonese. C'è un grandissimo questore. Quindi voglio dire, ci sono delle congiunture favorevoli, però dobbiamo nel contempo anche riconoscere che i prefetti a Vibo durano poco, il tempo nemmeno di 2 anni, insomma. Ecco, questo dovrebbe cambiare, perché abbiamo bisogno soprattutto nel Vibonese di maggiore continuità. In 1 anno e mezzo, 2 si fa ben poco, si riesce a fare quello che si può, però si fa ben poco, e come sappiamo uno dei grandi problemi che abbiamo in Italia, non solo in ambito istituzionale ma anche ecclesiale, nelle scuole, nelle amministrazioni pubbliche, è il problema della continuità. Questo eccessivo turnover, no? Sì, che è terrificante, per non parlare poi delle procure, chiaramente, insomma, no? Anche lì i giovani magistrati dopo 2 o 3 anni, sostituti eccetera, vengono trasferiti. Ecco, questo chiaramente non produce effetti positivi, anzi tutt'altro. Abbiamo bisogno di maggiore continuità. Poi c'è un limite col quale facciamo i conti, insomma, perché quando sostituiamo qualcuno riteniamo di dover cambiare immediatamente le cose senza porci in ascolto e senza raccogliere quanto di buono è stato già seminato. Questo è un limite terrificante. Senta, e ci sono quindi realtà territoriali in questa regione che forse meritano più attenzione, meritano più ascolto, più, come dire, accompagnare questi territori a un processo di crescita. Forse negli anni, se avessimo avuto meno caserme e più scuole, oggi la situazione sarebbe diversa, ma così non è. Poi è chiaro che su questi fenomeni sono, come dire, sensibili ai processi sociali, no? Esatto. L'impoverimento, la difficoltà di far parte del mondo del lavoro, l'impossibilità per i giovani di trovare occupazione, sono tutte tessere che poi insieme restituiscono il mosaico, no? È così. Non possiamo dire, beh,
Bisogna però creare le condizioni. Bisogna creare. Ci sono alcuni quartieri in Calabria che, come dire, entrarci è una pena nel cuore, perché restituiscono l'immagine di una Calabria di 40-50 anni fa. Insomma. È vero. E purtroppo nel Vibonese si registrano spesso di questi luoghi, insomma. Anche se devo dire che ci sono degli imprenditori coraggiosi che nonostante tutto resistono e vogliono continuare, no? Continuare a stare lì dove è il loro luogo di origine, stare lì a produrre anche lavoro, quindi con grande coraggio, perché ovviamente a questi imprenditori non sono mancate né le minacce né le richieste estorsive, e non sono mancate neanche purtroppo a noi quelle, diciamo così, chiamiamole distrazioni da parte delle amministrazioni locali. A proposito di Vibo, 2 giorni fa ci siamo occupati nel corso dei nostri telegiornali, in 24 ore sono state fatte 4-5 attentati estorsivi, insomma, esatto, no? Esatto. Matrice estorsiva, sì. Cioè un crescendo continuo. Poi però bisogna anche andare a vedere che cosa è successo nel Vibonese in questi ultimi anni. Guardate quante aziende hanno chiuso, quanti posti di lavoro sono stati persi, sì. quante proteste sono state ignorate, sì. Quanti gridi, quanto grido d'allarme c'è stato, inascoltato, no? E poi le cose vanno lette, volendo fare un'analisi completa a 360 gradi bisogna tener conto di tutto. Sì. E poi dobbiamo dire anche, e questo è un dato davvero molto preoccupante, che Vibo fa registrare un alto tasso di delinquenza, diciamo così, minorile, e anche di violenza minorile. Cosiddetti reati predatorici. Esatto, no? Reati predatori, è molto, molto preoccupante. Un dato preoccupante è anche l'altro, che potrebbe sembrare, diciamo così, che non c'entri nulla con il primo dato, ma è un dato significativo, cioè ci sono ragazzi appena maggiorenni, la percentuale è altissima rispetto alle altre province, quella di Vibo, che si iscrivono nelle logge massoniche, quindi questo è un altro dato preoccupante, probabilmente per motivi anche così di affermazione personale, di tornaconti, anche della possibilità di ottenere il lavoro. Vanno demonizzati tutti, no, assolutamente no. Però dice, è un fenomeno che fa pensare, che è abbastanza preoccupante, cioè se non si ha fiducia poi nelle istituzioni si cercano altri canali per poter diciamo così, raggiungere la propria affermazione personale. Credo che questo sia davvero un qualcosa sul quale bisogna incidere. E secondo voi di Libera qual è invece un territorio che lascia ben sperare per il futuro di questa terra? Ma in Calabria insomma si sta facendo comunque, nonostante tutto, devo dire. A proposito di Vibo c'è una presenza di Libera e non solo, insomma, anche di un po' di associazioni che stanno facendo un lavoro eccezionale. Quello che si è registrato... Anche la Procura, anche la DDA di Catanzaro, insomma, sta facendo un ottimo lavoro in quell'area, quello che si è... così come il resto delle province sotto la giurisdizione. Quello che si è, diciamo così, fatto registrare il 21 marzo a Vibo nessuno se lo sarebbe mai immaginato. 12.000 persone, la maggior parte ragazzi e anche bambini che hanno partecipato alla giornata del 21 marzo e hanno fatto corona ai febbraio delle vittime, un risultato davvero incredibile. Però cosa rimane poi? Non rimane tanto soprattutto nelle scuole, perché il 21 marzo non è il traguardo, ma è il punto di partenza, è il lavoro previo il 21 marzo che è importante, l'aver girato tutte le scuole del territorio, non solo a Vibo ma anche le scuole calabresi, l'aver ancora una volta e ancora di più incontrato gli studenti, aver incontrato le altre realtà associative a livello regionale. Tutto questo lascia il segno, non è il 21 marzo in sé, ma tutto quello che viene prima e anche quello che viene dopo. Quante sono le bandierine piazzate da Libera in Calabria? Ma se per bandierine intendiamo i presidi, ce ne sono alcuni che stanno nascendo, uno su Palmi per esempio, un altro su Rossano, che inaugurerà lo stesso Don Luigi Ciotti alla fine di questa settimana. Anche lì, Rossano Corigliano, un'area molto fibrillante. Un altro presidio sta nascendo a Cassano, un altro presidio sta nascendo all'Unica, qui all'Università del
della Calabria, quindi insomma se per i bandierine intendiamo la presenza di Libera sui territori, è chiaro che un presidio non nasce dall'oggi al domani, occorre un periodo di formazione che duri almeno circa un anno, per cui se per bandierine intendiamo questo c'è da essere soddisfatti, perché siamo in Calabria, insomma. Ma giovani che si spendono in favore di quelle che sono le politiche che porta avanti Libera, ce ne sono in Calabria, no? Sì, ce ne sono, e devo dire che cresce sempre di più l'interesse da parte di giovani, anche dei giovani universitari, perché grazie anche ai mezzi di informazione, grazie ai social, ci si rende conto dell'importanza di questa associazione, di quello che fa, al di là poi dei luoghi comuni che insomma vogliono accomunare Libera con qualsiasi altro movimento antimafia. Non è così. Assolutamente non è così, insomma, no. Credo proprio di no. Basti pensare al fatto che Libera esiste da 25 anni e che grazie a Libera, per esempio, si sono ottenuti dei grandi risultati in ordine, per esempio, alla legge sui beni confiscati, no? Per la restituzione alla comunità civile dei beni confiscati. Quindi questo è un grande risultato che ha ottenuto Libera, così come tanti altri risultati. Anche l'ultima riforma del codice antimafia, Libera è stata una delle protagoniste di queste riforme, così come tante altre. Ma non solo, per questi grandi risultati a livello nazionale, soprattutto per quello che Libera sa essere a livello territoriale, quindi una realtà che sa posta un mutuo soccorso quotidiano, diciamo. Esatto, proprio così. Per cui veniamo continuamente chiamati, sollecitati dalle diverse problematiche che purtroppo le persone vivono, problematiche che sono causate dai fenomeni criminali, in modo particolare dall''ndrangheta. E non solo, collaboriamo con le istituzioni, con tutte le istituzioni. Ma come viene recepita dagli ambienti criminali la presenza di Libera? Dà fastidio parecchio, soprattutto quando, ecco, noi perché sollecitiamo la denuncia, sollecitiamo la resistenza da parte degli imprenditori, come dire, educhiamo le coscienze dei ragazzi, soprattutto sulla pericolosità della droga. Quanti atti intimidatori ha subito? E qualcuno, adesso non li ricordo perché preferisco non ricordarli, comunque sì. Non ha mai avuto paura? Ma la paura è umana, insomma, chi di noi non ha paura, cerchiamo di superarla anche grazie alla fede, alle persone che ci stanno accanto, alle istituzioni, alle forze dell'ordine, che fanno sempre un grandissimo lavoro, davvero. Al vostro impatto quando andate nei territori, come venite accolti? Ma di per sé bene, devo dire bene, a volte addirittura molto bene, neanche ce lo aspettiamo, però veniamo accolti benissimo, insomma, quindi soprattutto in alcuni ambienti particolari dell'entroterra calabro, nel Vibonese. A Dasà abbiamo organizzato per esempio un po' di giorni fa la presentazione di un libro del procuratore aggiunto, la dottoressa Manzini, no? Dal titolo emblematico, Fa silenzio che parlasta assai, non a caso pronunciato da Pantalone Mancuso, detto Scarpone proprio durante l'udienza penale di un processo nei suoi confronti, e c'erano tantissime persone, sala stracolma, addirittura decine di persone in piedi che hanno ascoltato per 2 ore e mezza questa presentazione di questo libro, per cui ecco, questi sono piccoli grandi risultati, perché in una giornata invernale in un paese come Dasà, dell'entroterra vibonese, non è poi così scontato far registrare tante persone. Ecco, questo, tra l'altro anche si sono venduti molti libri, quindi il messaggio è passato. La parola scritta ha camminato. Ha camminato, e non solo quella scritta, proprio un libro che sottolinea l'importanza della parola che deve essere pronunciata al tempo giusto e al momento giusto, quindi l'importanza della parola, il peso della parola, della denuncia, insomma. Questo è un fatto importante, ma ce ne sono tanti altri che davvero ci incoraggiano ad andare avanti. C'è qualche iniziativa, vuol dire, alla quale vi aspettavate risposte importanti che non sono... Ma questo capita anche, è capitato, capita, ma noi andiamo avanti lo stesso, no? Soprattutto ecco, a volte i grandi centri fanno registrare, non rispondono, a volte non rispondono, insomma, no? Soprattutto iniziative che hanno
finalità anche culturali, perché anche quelle sono importanti, e direi sono assai importanti, perché la sfida è soprattutto culturale, insomma. A volte insomma, c'è una scarsa presenza, soprattutto, ripeto, nelle città. Ma perché? Ho chiesto perché? Questo francamente non me lo sono chiesto, probabilmente perché la città, la grande città, insomma, grande per modo di dire, per quelle che sono le nostre città calabresi, sono rispetto a questi fenomeni un po' distratti, diciamo. Ecco. Mi è capitato di presentare un libro qui a Cosenza, molto interessante tra l'altro, sullo scioglimento, triplice scioglimento del comune di Lamezia Terme, quindi si parlava di argomenti interessantissimi e c'erano 10 persone, insomma, quindi davvero molto poche. Ecco. Poi dipende dall'argomento, come dire, dall'argomento, coinvolge sì, o meno. Poi c'è questa, come dire, la Calabria ha purtroppo questa pecca culturale di percepire il territorio come un unicum, no? Quindi difficilmente ragiona per estensione. Si ragiona per regionale. Compartimenti stagni, sì, questo è un grande limite. È un limite, ma la regione, se ha queste difficoltà, se ha questi problemi, se non riesce ad intercettare, no? Certo. Il treno della crescita e dello sviluppo, è proprio perché ha questa cultura del campanile che è molto forte, vincolante, è un limite, un fortissimo limite. Sì, un forte limite. E devo dire che insomma invece è un libro che ho presentato almeno 6-7 volte in questi ultimi mesi, il libro di Giusy Staropoli Calafati, insomma, che racconta in maniera romanzata ma molto interessante e puntuale la storia di Riace, invece ha fatto registrare una buona presenza, insomma, ecco, quindi una buona attenzione, questo mi ha fatto piacere per molti aspetti. Però Libera deve fare i conti con tutto, certo. Deve mettere in conto tutto, assolutamente perché sì. Libera non è un'associazione per la quale dice vabbè, siamo qui, ci mettiamo come la spilla, la giacca e diciamo, facciamo parte dell'associazione, ci riempiamo la bocca. Esatto. Libera deve avere le mani nella terra, no? Deve muovere la terra, deve sentirla la terra. E deve metterci la faccia. Deve metterci la faccia sempre, comunque, ovunque, esatto. Perché questo è il messaggio che sta, come dire, all'origine proprio della nascita del movimento. Don Ciotti in realtà questo dice, no? Esatto, e poi ecco l'impegno grande di Libera è che è un noi, come lo definisce Don Ciotti, per cui continuamente, quotidianamente siamo chiamati a costruire questo noi in un contesto, quello calabrese, proprio per quello che lei diceva prima, assai difficile. Costruire il noi in Calabria non è semplice. No, dall'io al noi. Anche per un retaggio storico si parla di diverse Calabrie in Calabria. E ce l'abbiamo ancora, secondo me, addosso. Ce l'abbiamo ancora, è difficile da debellare questa visione. No? È una sfida ampia, è una sfida culturale che comporta diversi aspetti davvero importanti. Senta, i prossimi appuntamenti di Libera, c'è un calendario già prestabilito? Sì, un calendario prestabilito che partirà dall'Imbadi, come dicevo all'inizio, parleremo della Libertà non a pizzo, questa grande campagna che stiamo lanciando a livello. Libertà non a pizzo, ecco le parole come sono importanti. Sì, la Libertà non a pizzo che è partita da Reggio Calabria circa 10 anni fa e la stiamo adesso estendendo in tutta la regione a partire dal Vibonese per ragioni che abbiamo detto. E poi passeremo anche da Arghillà, parleremo di... Quartiere popolare di Reggio, storico. Quartiere popolare che doveva essere il balcone sullo stretto che invece è diventato... Assomma una serie di criticità. Terribili, insomma, e soprattutto Arghillà Nord invivibile, c'è un contesto particolarissimo. Con tutte le istituzioni ci occuperemo di periferie, ovviamente in ogni luogo presenteremo questi dati e a partire da questi dati che noi vogliamo confrontarci. Poi a Gioia Tauro parleremo di lavoro, parleremo di presenza dell''ndrangheta, in questa settimana dal 18 al 25 gennaio passeremo da Gioia Tauro anche all'Università di Cosenza, parleremo con gli studenti, con i docenti, ci confronteremo con loro a partire da questi dati per poi arrivare a Rossano la mattina
dove ci sarà Don Luigi Ciotti a inaugurare questo presidio intitolato a Mario Congiusta, insieme alle scuole di Rossano, ai licei e alle tante associazioni presenti, anche il Vescovo sarà presente, e poi concluderemo la settimana a Catanzaro. La concluderemo lì dove insomma dobbiamo sempre arrivare per poi ripartire con una riflessione puntuale sulla memoria verso il 21 marzo. Ecco, questa è la settimana ricca di impegni importanti e invitiamo tutti a chi vuole insomma a partecipare, perché davvero sono incontri che ci lasciano, ecco, carichi di tanti volti, di tante storie, e ci danno la possibilità di ripartire con entusiasmo. Se dovesse definire questa esperienza con un aggettivo, no? Da quando è responsabile regionale di Ribera? Ma entusiasmante per molti aspetti e poi arricchente anche, perché ti arricchisce in umanità, ecco, un'esperienza che davvero piena, sì, ti lascia carico, ti arricchisce in umanità. Ma non c'è mai, non viene sfiorata l'idea, non sfiora l'idea alcune volte, ma chi ne mi ha fatto fare? Beh, ogni tanto capita questo pensiero, ma d'altronde quasi non fosse così, insomma, no? Significa che insomma, il lavoro che si fa è un lavoro che fila liscio, che non ha... Invece questo non può filare liscio. Questo non può filare liscio. E poi io mi ricordo sempre di Padre Sorge che diceva: ogni missione ha la sua croce, se non ce l'ha significa che è una patacca. Ecco, il Padre Sorge è sempre efficace nelle sue battute. Siamo in chiusura, la Chiesa si è svegliata da questo punto di vista? Sì, ha fatto grossi passi in avanti. Ma lo si deve, come dire, all'urlo di Papa Bergoglio quando venne a Cassano? Sicuramente sì. Quello è stato il momento di rottura. Anche se il percorso era stato iniziato già anni prima. prima. Quello è l'elemento che ha fatto, diciamo, che ha accelerato il processo. Io credo proprio di sì. Però devo dire che molti vescovi sono straordinariamente attenti a questo fenomeno, e anche la conferenza episcopale. Quanto pesa oggi la Chiesa in Calabria in termini di formazione dell'opinione pubblica? Tantissimo. Soprattutto pesa anche in ordine alla formazione delle coscienze, insomma, dei cittadini, oltre che all'opinione pubblica, per cui insomma è stato fatto un grosso passo in avanti, ma ancora il cammino chiaramente è lungo. Il prete in una piccola comunità è ancora un punto di riferimento? Sì, ancora sì. E questo è un ruolo che noi sacerdoti dovremmo sempre di più riscoprire, per valorizzare al massimo rispetto a quella straordinaria poi missione che insomma il sacerdozio comporta, in ordine non alla sintesi dei ministeri, ma al ministero della sintesi, insomma, quindi... Bene, io ringrazio per essere stato con noi, ci ha raccontato un po' di cose, sicuramente Libera è un'associazione che va aiutata, stimolata, incoraggiata, accompagnata, perché può essere davvero un'occasione per restituire libertà vera a questi territori della nostra regione. Grazie Don Ennio Stamile, noi ci vediamo domani, arrivederci. Grazie a lei. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.